Minacce telefoniche al sindaco di Siculiana Peppe Zambito, telefonata da una persona ignota a un familiare del primo cittadino. Elezioni regionali, oggi si consegnano le liste in vista dell'Election Day del 25 settembre, schierati anche i listini, candidati eletti automaticamente con la vittoria del governatore. Il boom dei prezzi energetici mette in ginocchio gli esercenti, bollette in vetrina per protesta. Calcio, eccellenza, Acragas e Profavara serrano i ranghi in vista del derby di Coppa Italia che segnerà l'inizio della nuova stagione. Le due squadre si presentano. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Minacce telefoniche al sindaco di Siculiana Peppe Zambito. Digli a Giuseppe di farsi la scorta. Questa la frase pronunciata da una persona ignota, un familiare del primo cittadino. Il nostro direttore Arturo Cantella. Digli di farsi la scorta, questa è una delle minacce fatte al sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito da un interlocutore anonimo con una telefonata. Zambito, sindaco di Siculiana, città degli sposi dal 2020, ha così esteso una denuncia formale a carico di ignoti presso la locale stazione dei Carabinieri. Il fatto sarebbe avvenuto qualche giorno fa, la notizia è stata tenuta sotto il massimo riservo da parte delle autorità giudiziarie, ora è trapelata e la procura ha avviato le indagini portate avanti dai locali Carabinieri. La telefonata è arrivata al cellulare di un familiare del sindaco che ha riferito il fatto allo stesso primo cittadino, che ricordiamo è anche dirigente scolastico presso un noto istituto della provincia di Palermo. Il fatto successo però non ha fermato il sindaco Zambito nella sua attività istituzionale, anzi lo sprona a fare più di prima. La vicenda è molto semplice, quindi non ho nulla da aggiungere rispetto a quello che è già stato scritto. Dal canto mio sono tranquillo, sono al comune e sto continuando le mie attività, insomma. Ecco, ma le ragioni lei non si dà una spiegazione? No, guardi, c'è le forze dell'ordine, la magistratura, mi affido a loro, ho fiducia in loro, quindi saranno loro eventualmente a fare quello che devono fare. Sicuramente non tocca a me. Io naturalmente collaborerò per le cose che posso, per le cose che so, per il resto non ho nulla insomma da aggiungere. Ecco, questo le servirà ancora per avere più sprone nelle iniziative che lei ha organizzato, tra queste l'estate siculianese, che è stata sicuramente un ottimo riscontro avuto non solo in Sicilia ma anche con gente proveniente da fuori. Io sono abbastanza motivato e rimango motivato, quindi continuerò tranquillamente a portare avanti quello che è un progetto di cambiamento che riguarda il mio paese. Lo faccio con passione, continuerò a farlo con determinazione, per cui sono qui, sono al lavoro. Ringrazio quanti in queste ore continuano a scrivermi, a chiamarmi, a esprimere la propria solidarietà. Per cui non credo che il processo in atto si possa fermare. Fabrizio Raso, presidente del Centro Consumatori Italia Sicilia, interviene a gamba tesa contro la possibilità di un parco eolico marino al largo di Porto Empedocle. Vediamo. Fabrizio Raso, presidente del Centro Consumatori Italia. Ecco, parliamo con lui di questo parco eolico che dovrebbe, hanno presentato il progetto, la richiesta in una zona di 240 km quadrati che va da Porto Empedocle, Sciacca fino a Gela, Licata, ma anche oltre. La vostra opinione, cosa avete fatto e cosa si può fare per fermare anche questa iniziativa? Beh, noi non crediamo in questi megaparchi eolici che invadono i territori e di fatto se ne appropriano, diventa una privatizzazione di quello che è un grande specchio d'acqua che riguarda la provincia di Agrigento. Abbiamo una serie di grandi perplessità, intanto perché è una SRL con 10.000 euro di capitale e la cosa la dice lunga, e poi per il progetto in quanto tale, un megaparco eolico di 346 km quadrati, che non sappiamo poi quali saranno gli sviluppi. Da quello che abbiamo potuto leggere noi, la SRL si prefigge non solo
di realizzare un parco eolico, ma anche di produrre idrogeno, con un eventuale hub che non sappiamo dove questo hub venga realizzato, ma se allegato al parco eolico, insomma, c'è da discutere molto, oltre che questa costa agrigentina ha altre vocazioni che non sono quelle della produzione di energia poi a beneficio di chi, lo potremmo anche andare a discutere, sicuramente non delle comunità locali. Le comunità locali di benefici dalle paleoliche e da tutte queste energie che vengono depredate in Sicilia non hanno mai avuto nessun beneficio, solo svantaggi. Basta dire che in Sicilia viene prodotto il 40% delle energie alternative, ma la bolletta dei siciliani è come quella degli utenti di Treviso o di Milano. Noi stiamo cercando di attivare le amministrazioni locali per far sì che difendano i diritti del territorio, che, torniamo a ripetere, è un territorio che deve essere a vocazione turistica, e per questo praticamente verrebbero danneggiati tutto l'indotto del turismo, dal turismo del diporto alla pesca a quello paesaggistico, perché non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo di fronte questa costa la Valle dei Tempii e la Scala dei Turchi. Parliamo anche di questo momento speculativo. Voi avete dichiarato in un vostro comunicato stampa con il gas che nella asta di ieri, diciamo, è arrivato a toccare il massimo storico, oltre 320 euro a megawattora, quando un anno fa era non più di 25 euro. Ecco, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Che tutte le società che naturalmente orbitano intorno alla borsa di Amsterdam, e non solo alla borsa di Amsterdam, stanno facendo una mera speculazione. Non c'è realmente né un aumento della domanda né una diminuzione di fatto dell'offerta del gas, ma è solo una mera operazione di speculazione finanziaria a cui il governo italiano fa farina molle. Gli esercenti espongono in vetrina le bollette del 2022 a confronto con quelle del 2021, testimoniando la follia di aumenti del 300% ed oltre, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e far capire alla politica la necessità di agire subito. Ci sono i servizi. La FIPE Confcommercio Messina aderisce alla campagna nazionale Bollette in vetrina, lanciata da FIPE, un'operazione di trasparenza con l'obiettivo di mostrare ai cittadini e agli avventori di bar e ristoranti in quale situazioni drammatiche le imprese sono costrette ad operare a causa del caro bollette, che ha di fatto triplicato i costi delle utenze, facendoli lievitare del 300%. Nei prossimi giorni i gestori di pubblici esercizi associati a FIPE Confcommercio riceveranno una cornice da appendere nei propri locali per mettere in bella vista le ultime bollette del gas e dell'energia elettrica. Fino a questo momento, spiega Carmelo Picciotto, presidente FIPE Sicilia, i pubblici esercizi messinesi hanno cercato di ammortizzare i costi extra senza scaricarli sulla clientela. Oggi però il sistema non è più sostenibile, siamo al collasso, con bollette che in molti casi sfiorano i 2.000 euro al mese, anche per esercizi piuttosto piccoli. È necessario che i cittadini conoscano lo sforzo sovrumano che le piccole imprese hanno fin qui sostenuto e che comprendano il perché tale sforzo non è più sostenibile. Bisogna immediatamente correre ai ripari. Per questo, conclude Picciotto, ci uniamo al grido d'allarme della Federazione Nazionale perché venga immediatamente esteso il credito d'imposta anche alle imprese non energivore e non gasivore, per coprire gli aumenti, e venga concessa la possibilità di rateizzare le bollette. Senza correttivi, conclude il presidente FIPE Messina, le aziende saranno costrette a scaricare sulla clientela i costi di gestione con il conseguente aumento dei prezzi. Anche stavolta il settore della somministrazione paga il prezzo più alto. I costi esponenziali delle bollette di luce e gas che si registrano nelle ultime settimane potrebbero portare dei gravi disagi all'interno delle aziende della somministrazione.
Siamo alle porte dell'autunno, con un'inflazione alle stelle e un rischio recessione economica che ci fa letteralmente paura. Questo potrebbe soltanto portare un aumento dei listini, dei prezzi del bar e dei ristoranti. Non lo vorremmo, ma vorremmo anche un interlocutore che sarebbe lo Stato, che in questo momento sentiamo lontanissimo dai nostri problemi. A rischio in questo momento i nostri dati danno circa il 20% delle imprese siciliane, vuol dire posti di lavoro e imprenditori che perderanno i loro investimenti. La nostra proposta è quindi quella di rafforzare il credito d'imposta. Vorremmo che lo Stato ci stia più vicino, vorremmo che in questo momento potremmo guardare il nostro futuro con molta più serenità. Elezioni regionali, definiti i listini dei candidati presidente della regione siciliana, eletti automaticamente con la vittoria del governatore. Una sorta di piccolo premio di maggioranza con l'ex presidente del Senato Renato Schifani, palermitano classe 1950 e candidato del centrodestra unito a presidente della regione. Forza Italia schiera nel listino l'agrigentino Riccardo Gallo Afflitto, deputato uscente dell'Assemblea regionale siciliana e vice coordinatore regionale di Forza Italia. La capogruppo uscente di Fratelli d'Italia Elvira Amato, il deputato uscente catanese di Fratelli d'Italia Gaetano Galvagno, Giuseppe Lombardo, nipote di Raffaele per i popolari autonomisti. Per la Lega la deputata uscente Marianna Caroni ed infine nuova DC UDC Serafina Marchetta, moglie del segretario regionale dell'UDC Decio Terrana. E parliamo ancora delle liste per le regionali. Il segretario provinciale del PD Simone Di Paola presenta i candidati agrigentini in un'intervista realizzata dal nostro direttore Arturo Cantella. Bene, siamo con il segretario provinciale del PD Simone Di Paola. Simone, ecco, queste ultime ore al completamento di un iter burocratico, se lei si trova qui a Grotte proprio per espletare alcuni, diciamo, adempimenti, si presenteranno le liste, un momento particolarmente difficile quello del PD, abbiamo visto con la spaccatura che c'è stata nel fronte, diciamo, delle primarie, i 5 Stelle si sono ritirati, insomma la Chinnici ha avuto un momento di riflessione. Ecco, una sua considerazione su questo momento politico. In ogni caso la Chinnici poi ha sciolto la riserva e è andata avanti. Guardi, è stato un momento molto difficile perché il tradimento politico dei 5 Stelle, non tanto nei nostri confronti ma nei confronti delle migliaia di siciliani che hanno partecipato alle primarie, ha obiettivamente reso più complesso la composizione del quadro delle alleanze, ma lo straordinario profilo morale, senso di responsabilità di Caterina Chinnici credo ci abbia fatti uscire ancora più forti, ancora più consapevoli delle nostre possibilità. Abbiamo una candidata che parla la parte migliore della Sicilia, una candidata che rappresenta il meglio di questa terra. Abbiamo delle liste forti e competitive e soprattutto abbiamo a che fare con degli avversari che non hanno nulla da dire a questa terra. Il centrodestra dovrebbe spiegare semmai le ragioni di 5 anni di malgoverno totale e dovrebbe spiegare le ragioni di una disarticolazione totale che li sta vedendo presentarsi ai nastri di partenza con una spaccatura verticale che parla di una incapacità di governo dei quadri dirigenti e dei gruppi dirigenti. Ci sono tutte le condizioni per fare una battaglia bellissima e soprattutto vincente al fianco di Caterina Chinnici e dei nostri candidati. Calandoci nella nostra provincia, lei come segretario provinciale, ecco, come state vivendo questo momento anche in preparazione di una lista che vede, diciamo, l'uscente onorevole Catanzaro, diciamo, continuare nella sua politica attiva verso il territorio, ma non solo. Ecco, quali indicazioni darete? Quali indicazioni arrivano anche dalla base per la preparazione della lista? Guardi, noi siamo contentissimi perché abbiamo costruito delle squadre e dei candidati di grande profilo politico che parlano con i loro valori e con le loro storie personali a un territorio che ha bisogno di essere rappresentato e che ha bisogno di parlare di parole concrete, di messaggi concreti. Abbiamo sicuramente l'onorevole Catanzaro che si ripresenta portando all'attivo 5 anni di battaglie politiche, abbiamo
Salvatore Martello, Totò Martello, che è un simbolo non soltanto di Lampedusa ma un simbolo nella lotta in difesa dei migranti, degli ultimi, un paladino di valori come integrazione, accoglienza ma anche modernità sui temi dell'insularità, delle attività produttive, della pesca. Abbiamo 2 amministratrici giovani che danno grande innovazione alla nostra lista, che sono Stella Vella e Vita Mazza. Abbiamo Raul Passarello, che è un esponente della società civile, un giovane che ha vissuto da giornalista prima, da professionista e da coordinatore del movimento Servire Agrigento, porta con sé un patrimonio civico straordinario, e abbiamo Antonio Zarcone, che è un pezzo di storia di questa terra, uno dei padri della cooperazione in provincia di Agrigento, un imprenditore, un dirigente politico di grande profilo. E poi abbiamo 2 candidature alle nazionali che insieme a Peppe Provenzano porteranno avanti in modo encomiabile la battaglia del Partito Democratico, la nostra presidente, che è Giovanna Iacono, e Eleonora Sciortino, che è candidata all'uninominale alla Camera, che porta con sé la tradizione socialista ma anche rappresentando il mondo delle professioni. Quindi abbiamo messo dentro il massimo che potevamo offrire al territorio della provincia, e siamo convinti che con questi candidati faremo grandi cose. La prossima settimana organizzeremo un'assemblea provinciale per lanciare i temi della campagna elettorale, quindi ci sono tutti gli ingredienti, come dire, per una combinazione vincente, e noi siamo convinti ancora una volta che il Partito di Agrigento, come avvenuto nelle amministrative ultime, darà una grande prova di sé. A Corleone ripartono i campi di formazione sui beni confiscati alla mafia, un progetto promosso dall'Associazione Libera finalizzato alla valorizzazione e alla promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati e sequestrati alla mafia. Vediamo. Ripartono dopo la pandemia i campi di impegno a Corleone promossi da Libera e dalla CGIL. Certo, è una notizia importante, finalmente si ricomincia a incontrare ragazze e ragazzi che vengono da ogni parte d'Italia per raccontare quello che abbiamo cercato di realizzare nei campi confiscati alla mafia, nei casolari strappati ad un boss mafioso come Totò Riina, perché il campo di Corleone ha come postazione logistica proprio una masseria che è stata confiscata a Totò Riina. Tra l'altro da Corleone proprio è partita la raccolta di firme nel 96 per chiedere allo Stato il riuso sociale dei beni confiscati, e quindi la legge poi che ne è conseguita ha fatto sì che è possibile oggi che tante cooperative di giovani lavorano su questi terreni, producendo lavoro pulito, producendo anche una speranza di futuro. Riguardo la vostra osservazione sul territorio a Corleone, nel corso di questi anni, dall'arresto di Riina alla successiva poi morte, è cambiata qualcosa in quel paese? Ma sicuramente che è cambiato di tanto. Prima a Corleone quasi era vietato parlare di mafia. Ricordo io ragazzo che se in pubblico dicevo che la mafia di Corleone condiziona la vita politica, mi si diceva fai i nomi oppure stai zitto. Ora siamo in una situazione in cui evidentemente di mafia di cui si parla tranquillamente, nessun rappresentante delle istituzioni di cui si sognerebbe di dire che la mafia non esiste, e quindi evidentemente questo percorso di liberazione portato avanti dalla ribellione di tanti giovani, ma anche evidentemente dalle organizzazioni sindacali, dalle forze che alla mafia hanno provato sempre di a resistere, alla fine ha prodotto un risultato. Anche per esempio i campi di lavoro che si possono organizzare a Corleone testimoniano appunto di questo cambiamento di clima. Abbiamo riscoperto l'antimafia
di Corleone, l'antimafia siciliana, che è antica di quanto la mafia, perché si è contrapposta alla mafia fin da quando di questa è nata, cioè un'antimafia che prima era sconosciuta e ora se ne parla sempre di più, a cominciare dal contributo dato da personaggi come Placido Rizzotto, come Bernardino Verro, i dirigenti del movimento contadino che hanno perso la loro vita appunto per dare una prospettiva di futuro a queste nostre popolazioni. Premio letterario Racalmare Leonardo Sciascia, Città di Grotte. La cerimonia di premiazione domani, sabato 27 agosto alle ore 21. Il sindaco di Grotte Alfonso Provvidenza, orgoglioso di questa edizione che è la numero 40. Arturo Cantella. Siamo con il sindaco di Grotte Provvidenza, ecco, domani ci sarà il premio Racalmare, un'edizione particolare che vedrà premiato anche il professor Agnello, che è di Grotte, ma non solo, insomma un premio che ormai fa di Grotte un punto di riferimento nella cultura siciliana. Sì, anche quest'anno è arrivato finalmente il momento del premio Racalmare Leonardo Sciascia, Città di Grotte, questa è l'esatta denominazione del premio che è nato 40 anni fa, quindi un'edizione importante perché la longevità di questo premio dimostra i grandi presupposti culturali di questa grande iniziativa, che tra l'altro ha visto a Grotte personaggi importantissimi, a partire da Leonardo Sciascia, che fin dal primo anno ha voluto contribuire a questo premio che è stato voluto fortemente dalla nostra città. Siamo particolarmente soddisfatti, anche quest'anno ci siamo impegnati tantissimo, la terna è molto importante, è molto solida, quindi tre libri tra l'altro di case editrici importanti, e questo ci rende particolarmente soddisfatti. Da sottolineare anche i 2 premi speciali che sono stati previsti, di cui uno appunto al nostro carissimo Gaspare Agnello. Tra l'altro avrò l'onore, per quello che appunto ci ha anticipato Gaspare Agnello, di ricevere da lui una valigia, chiamiamola così, come la chiama lui, piena di ricordi, pieni di carte, di missive, di tante cose che riguardano i rapporti del professor Agnello con Leonardo Sciascia. Purtroppo non sarà possibile consegnare il premio speciale a Melati. Melati, come sapete, a seguito della vicenda di Papa Arcuri, ha deciso per solidarietà di non ritirare il premio. Naturalmente noi accettiamo la decisione di Melati, però probabilmente la solidarietà, almeno per quello che mi riguarda, per quello che penso io, potrebbe essere manifestata anche attraverso la presenza, anche attraverso la condivisione. Spesso un messaggio, la presenza, vale molto di più che di un'assenza che può essere anche non interpretata nella corretta maniera. Quindi senza polemica, per carità, accettiamo la decisione di Melati. Io personalmente non la condivido, perché ritengo che la solidarietà va sempre, anche noi come Comune di Grotte manifestiamo la solidarietà a Papa Arcuri, per carità, però la manifestiamo apertamente con la nostra presenza, con le nostre parole. Ricordiamo che il premio, il presidente della giuria è una persona molto nota, no? Sì, assolutamente. Naturalmente anche quest'anno il premio è stato presieduto dal presidente onorario, che è il professore Ferlita, quindi abbiamo deciso di continuare questa avventura con il professore Ferlita, che è durata 5 anni, quindi per tutto il quinquennio della mia amministrazione abbiamo avuto il piacere, l'onore e la fortuna di avere come presidente il professore Ferlita, che anche quest'anno insieme alla giuria tecnica, perché il premio prevede la presenza di una giuria tecnica costituita da 12 persone, hanno fatto un ottimo lavoro, e quindi, visto che siamo arrivati alla fine del quinquennio, ne approfitto per ringraziare Ferlita per il grande lavoro svolto non solo quest'anno ma in tutto il quinquennio. Grotte è una città vivacemente culturale, da un punto di vista culturale ricordiamo recentemente, qualche giorno fa, il premio Martoglio, ma anche tantissime iniziative fatte localmente con diversi premi. Insomma, come mai Grotte ha questa volontà, questa creativa culturale?
Sì, anche la nostra amministrazione ha deciso di supportare e questo deve essere fatto la cultura concretamente, nonostante i problemi di bilancio, soprattutto di questi tempi che tutti conosciamo, i problemi di bilancio degli enti locali, soprattutto in questo momento anche a causa dell'aumento del costo dell'energia. Dicevi bene, il premio Martoglio è un altro momento importantissimo per il nostro comune, il premio Martoglio ideato e organizzato dal nostro amico Aristotele Cuffaro, che peraltro l'anno prossimo vedrà addirittura la sua 20ª edizione. Quindi il premio Racalmare, il premio Martoglio, ma non solo, abbiamo organizzato anche diversi caffè letterari per arrivare ai più semplici ma determinanti incontri con i bambini nella nostra biblioteca. Voglio sottolineare che in questi 5 anni abbiamo destinato tantissime risorse all'acquisto di libri, abbiamo avuto diversi finanziamenti sia regionali che statali che sono stati utilizzati per l'acquisto di numerosissimi libri, parliamo ormai di centinaia di libri che sono stati acquistati in questi anni, quindi per Grotte la cultura è importante, l'abbiamo sempre dimostrato e continueremo a farlo supportandola concretamente con l'aiuto, appunto, con il sostegno finanziario. Estate empedoclina, nonostante le difficoltà economiche del comune marinaro, la città è tornata a vivere. Gli eventi realizzati hanno reso la città di Porto Empedocle nuovamente attrattiva. Vediamo. L'estate empedoclina si sta svolgendo al termine, possiamo fare un consuntivo di questa stagione, ecco com'è andata e quali anche sono le prospettive per un futuro turistico a Porto Empedocle. Beh, è chiaro che è sotto gli occhi di tutti che noi abbiamo organizzato un'estate empedoclina, pur essendo ancora un comune in dissesto, solo grazie perché il comune non ha impegnato somme per l'estate empedoclina, tranne quelle che sono state, come dire, autorizzate e concesse da 2 sponsor, una parte l'Enel e l'altra l'Italcali, e grazie anche a qualche contributo di qualche altra impresa. È chiaro che questo è stato l'inizio di un percorso che spero ci porterà a fare in modo che Porto Empedocle ritorni ad essere al centro della provincia. Abbiamo notato e ho notato con grande piacere che la gente è tornata nuovamente in piazza e che quindi le attività commerciali sono ritornate a lavorare e che la gente, spinta anche dalla necessità di ritrovarsi tra amici e di scendere in piazza, è ritornata tra le vie della città, in modo particolare nella via Roma, e che l'estate empedoclina, al di là di qualsiasi cosa, organizzata in fretta e in furia e con pochi soldi, comunque ha dato la possibilità di creare nuovamente aggregazione e movimento. Per il futuro prevediamo la possibilità di andare oltre quello che abbiamo fatto fino adesso. Crediamo che ci siano tutte le condizioni e le possibilità per un rilancio di questa città. Intanto ieri sera nell'ambito dell'estate empedoclina ottimo riscontro popolare ha avuto l'esibizione in piazza Kennedy dell'orchestra Bellini Riguccio Band Città di Porto Empedocle, diretto dal maestro Carlo Scibetta, che hanno eseguito davanti a un vasto pubblico brani della musica leggera, storici e classici, ad esempio Morricone, Piazzolla, Ravel, Verdi e Strauss. Sentiamo un breve estratto del concerto di ieri sera.
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Proseguono le sere fai d'estate. Ieri al giardino della Colimbetra incontro con l'autore del libro L'oro d'Italia, Marco Frittella. Vediamo. Presentato ieri sera al giardino della Colimbetra il libro del noto giornalista Rai Marco Frittella, L'oro d'Italia, dall'abbandono alla rinascita, un viaggio nel paese che riscopre i suoi tesori e la sua anima. Il giornalista Frittella è stato intervistato dal collega Stelio Zaccaria. Alla discussione sono intervenuti tra gli altri anche il direttore del Parco della Valle, Roberto Sciarratta. La parola al direttore Sciarratta sulla gestione pubblico-privata. Buonasera a tutti. Devo dire, noi siamo stati un po' più fortunati, non abbiamo trovato un disastro, ma abbiamo trovato una legge, come se ne parlava poco fa, che ha cambiato l'indirizzo, una legge innovativa. Siamo in Sicilia, non siamo maestri per fare delle buone leggi, ma questa devo dire che è stata una legge lungimirante, perché ha non solo dotato l'autonomia amministrativa e gestionale a un ente nuovo, ma ha messo assieme innanzitutto due aspetti, di cui uno era molto conosciuto, che era l'aspetto archeologico, non era conosciuto quello paesaggistico. Il nostro è un parco archeologico e paesaggistico, e due, partendo dalla conservazione e assegnando al parco e non alle soprintendenze alla tutela, e ha messo all'interno dei primi articoli la valorizzazione, la possibilità di realizzare nuovi percorsi, di avere una visione diversa dalla contemporanea di quel tempo fruizione della Valle dei Templi. Quindi questo ha cambiato, è stato una norma che ha cambiato e ha sovvertito e pian piano il parco è cresciuto, ha recuperato quella parte di disamore che avvertivano i nostri concittadini. Frittella si è anche soffermato sul fatto che il suo libro ha avuto come fonte di ispirazione proprio il giardino della Colimbetra ad Agrigento. L'esempio del disprezzo nazionale nei confronti del paesaggio, del territorio, del patrimonio storico-culturale e archeologico. Cioè, voglio dire, è un simbolo negativo di livello internazionale, no? Per cui il fatto che si sia recuperata la Colimbetra nell'ambito di un parco archeologico
che è tornato a fiorire, che ringraziando Dio è difeso ormai, è almeno difeso, non cancella naturalmente ciò che è avvenuto prima, e tuttavia è un segno di novità, è un segno di cambiamento, è un segno di rinnovamento, è un segno che si può fare diversamente da come si è fatto negli anni 50, 60, 70, quindi il significato positivo è doppio qui. Sono doppiamente contento di essere qui stasera perché il capitolo della Colimbetra è stato il primo che io ho scritto, perché la visita qui, non nell'ordine dell'indice, ma è il primo che ho scritto, perché venire qui mi ha dato la spinta a scrivere il libro. Il libro diciamo che si è mosso perché sono venuto qua, e questa è la verità. Sì. Nasce ad Agrigento la rassegna letteraria Atena Festival femminile, in programma dal 2 al 3 settembre prossimi nel chiostro del Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo. La manifestazione ideata da Alessandro Accurso Tagano, titolare della libreria Il Mercante di Libri di Agrigento. Arturo Cantella. Al via Atena, un festival al femminile il 2-3 settembre con diversi appuntamenti. Sì, abbiamo deciso di creare e di inaugurare ad Agrigento un festival al femminile. Saranno 4 le scrittrici, 2 il giorno 2 e 2 il giorno 3, e saranno anche 2 le ragazze che leggeranno i testi che saranno proposti e saranno presentati in questa occasione, e 2 le presentatrici. Qua abbiamo 2 di queste ragazze, una è l'avvocatessa Paola Gaglio che presenterà questo festival, e la professoressa Giada Attanasio che sarà una delle 2, diciamo, lettrici, ma soprattutto interpreterà questi libri. La location è il chiostro del Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, infatti siamo qui proprio per dare un segnale che la città di Agrigento vuole dare inizio a questa nuova linfa rosa, cioè linfa della letteratura al femminile. I criteri della scelta quali sono stati? Sono stati i libri più amati del momento, e i 4 libri che sono per adesso i più venduti, di 4 autrici siciliane. Quindi abbiamo voluto iniziare con la sicilianità, e sono Irene Chias, Barbara Bellomo, Agata Bazzi e Francesca Maccani. Sentiamo le tue partner nell'iniziativa, prego. Sì, io ho ricevuto questo bellissimo invito da Alessandro, non potevo dire di no, visto che Atena è il festival delle scrittrici tutto al femminile, e in coerenza con questa bellissima iniziativa mi è sembrato doveroso, ecco, dare il mio sì come donna e come lettrice. Sentiamo l'altra partner. Io leggerò e interpreterò alcuni brani tratti dai libri che saranno proposti al Festival Atena. Mi ha sorpreso molto l'estrema creatività, l'originalità di questi testi, quindi c'è davvero da seguirlo questo festival, perché ne vedremo e ne leggeremo delle belle. Calcio Eccellenza, Akragas e Pro Favara Calcio pronti a iniziare la stagione 2022-2023, al via con il derby di Coppa Italia in programma domenica prossima allo stadio Esseneto. Ieri i gialloblu si sono presentati al sindaco di Favara Antonio Palumbo e alla città, ed anche l'Akragas Calcio ha scelto la giornata di ieri per presentarsi ai tifosi ed alla stampa. I servizi di Arturo Cantella e Giuseppe Moscato. Ieri sera nella suggestiva Baia del Caos sul lido balneare di Porto Empedocle è stata presentata ai tifosi e alla stampa l'Akragas, che si appresta a iniziare la nuova stagione agonistica 2022-2023 nel campionato di eccellenza. L'esordio ufficiale è in programma domenica 28 agosto nella gara di andata del primo turno di Coppa Italia di eccellenza contro la Pro Favara allo stadio Esseneto di Agrigento, con inizio alle ore 17.
All'evento, presentato dal giornalista Davide Sardo, responsabile della comunicazione, ha detto stampa, erano presenti i massimi dirigenti del club, alcuni componenti del consiglio di amministrazione della società, i collaboratori, lo staff tecnico e i calciatori della prima squadra. Presenti una cinquantina di tifosi, giovani e meno giovani, che hanno avuto l'occasione così di conoscere in prima persona i giocatori della squadra. Per l'amministrazione comunale di Agrigento era presente l'assessore Roberto Lala, che ha portato i saluti istituzionali del sindaco della città, dottor Franco Miccichè, e dell'assessore allo sport Costantino Ciulla. Nel corso della serata è stato illustrato anche l'organigramma societario e presentata ufficialmente la nuova maglia bianca-azzurra realizzata dall'azienda Evol. I dirigenti sono il presidente Giuseppe Deni, presidente onorario Benedetto Adragna, vicepresidente Carmelo Callari, direttore generale Giancarlo Rosato, i collaboratori, segretario Gaetano Di Caro, il team manager Maurizio Capraro, responsabile relazioni esterne Enzo Nocera, responsabile comunicazione e stampa Davide Sardo, magazziniere Salvatore Principalli, Over Analytics Matteo Colucci, Alessandro De Caro, responsabile store Paolo Vella, tipografia Maira. Lo staff tecnico vede come direttore sportivo Ernesto Russello, l'allenatore Nicolò Terranova, il vice allenatore e preparatore dei portieri Pietro Catalano, preparatore atletico Giacomo Mineo, collaboratore tecnico Giovanni Costantino, collaboratore di campo Francesco Nobile, medico sociale il dottor Salvatore Bottone, massaggiatore referente per l'area sanitaria Stefano Frassetto. Il settore giovanile è curato dall'allenatore Dino De Rosa, i tecnici Bellavia, Ingrao e Casella, osservatore giovani calciatore Matteo Colucci, fotografi ufficiali Zuppardo e Nobile. Insieme cantiamo in coro la nostra voce, la nostra storia, un nuovo giorno di festa, la conquista sarà. Presentazione ufficiale alla città, ai tifosi e alla stampa della Pro Favara per la stagione calcistica 2022-2023. Ieri sera il primo step in piazza Cavour, cuore della città, per la foto ufficiale, alla presenza del sindaco Antonio Palumbo, dell'assessore allo sport Angelo Airo Farulla, del dirigente comunale allo sport Giacomo Sorce, con il presidente del comitato provinciale della FIGC di Agrigento Angelo Caramanno. Sicuramente è un momento importante anche perché l'entusiasmo che si crea attorno a questi ragazzi è qualcosa di importante, si vede già in piazza la gente che si avvicina, saluta, secondo me c'è il giusto entusiasmo e da quello che vedo la proprietà ha fatto gli sforzi per creare una squadra competitiva, forte, che sicuramente ci darà delle soddisfazioni. Noi da parte nostra quest'anno abbiamo cercato di migliorare il più possibile la struttura, grazie al lavoro congiunto di amministrazione e proprietà. Quest'anno stiamo riaprendo la curva, che sarà un segnale importante per tutti i nostri tifosi. Quindi la presentazione dello staff dirigenziale, tecnico e dei giocatori nel Riad, il suggestivo giardino di Farm Cultural Park, cuore pulsante della città di Favara. A condurre la presentazione l'eccellente addetto all'area comunicazione della Pro Favara, il collega giornalista Giuseppe Piscopo. La squadra è stata notevolmente rinnovata e rafforzata con giocatori di qualità e di categoria. Il presidente Rino Castronova e lo staff dirigenziale, con al capo il DS Tino Longo, si sono mossi nel calciomercato esaudendo le indicazioni di mister Tudisco, riuscendo a comporre una rosa veramente competitiva. Pro Favara che esordirà in Coppa Italia domenica prossima contro l'Acragas allo stadio Esseneto di Agrigento, un derby che si rinnova contro i cugini agragantini e che già entusiasma e infiamma le tifoserie. Molte le aspettative per l'imminente inizio del campionato di eccellenza. La squadra è già pronta per partire? Questo lo vedremo domenica, all'inizio della Coppa Italia. Sicuramente in questo mese abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato bene, è una squadra per 7-8 undicesimi nuova, e quindi stiamo trovando il giusto affiatamento per disputare un campionato di primo ordine. Ci aspetta il derby, quindi già una prima battaglia che ci darà delle indicazioni.
Sì, il derby con l'Agragas è un derby molto sentito, rinomato, e quindi noi dobbiamo essere bravi a farci trovare pronti perché comunque partire bene secondo me è molto importante. Il DS si è un po' sbilanciato nella presentazione della squadra, il quarto posto dello scorso anno sta molto ma molto stretto. Ma sicuramente dobbiamo alzare l'asticella, sicuramente ci sono le aspettative da parte dei tifosi, da parte della società, da parte dell'opinione pubblica, quindi da parte nostra sicuramente dobbiamo fare meglio dell'anno scorso e credo che in questa rosa ci sono tutte le credenziali per poterlo fare. Una squadra per fare un campionato importante, un campionato che possa essere una squadra protagonista, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto i playoff facendo un buon campionato, anche se non avevamo in previsione quello che poi è successo. Quindi a questo punto col presidente della società ci siamo riuniti a fine campionato, abbiamo cominciato a lavorare da subito a maggio e dire se avevamo intenzione di fare qualcosa di meglio ancora rispetto all'anno che era appena finito, e loro mi hanno dato carta bianca e spero di aver portato dei giocatori che possono alzare l'asticella per fare benissimo, non bene, benissimo in campionato. Società che si impegna anche per l'infrastruttura, per rendere più accogliente lo stadio. Sì, già l'anno scorso avevamo fatto qualche lavoro a spese nostre, ora con l'impegno dell'assessore e dell'architetto Sorcia del comune di Favara che ci ha dato una mano d'aiuto nella fornitura delle ringhiere e con l'aiuto di alcuni dipendenti della ditta Soggemar che sta per installare la ringhiera, cercheremo di dare agibile alla curva che i tifosi da tanto tempo che aspettano questo momento e giustamente è il loro sogno. E intanto si parte subito con l'Agragas. Subito con l'Agragas, la partita la più bella che ci può essere per noi, anche per loro, speriamo bene. Quello che voglio dire ai tifosi è che cerchiamo di andare lì per tifare, divertiamoci, dopo un periodo così brutto cerchiamo di essere tutti uniti e divertiamoci. Allora, diciamo che rispetto alla stagione scorsa abbiamo un po' alzato l'asticella mettendo più di giocatori di qualità e non solo di quantità, quindi diciamo che dal punto di vista dell'organico si è notevolmente rafforzato, soprattutto dove eravamo carenti, e mi sembra che rispetto all'anno scorso siamo molto più competitivi. Poi dobbiamo dire pure che c'è gente di alto spessore, giocatori di alta qualità, secondo me c'è tutti i presupposti per fare bene. Presidente Caramanno, inizia il campionato di eccellenza, un campionato importante, è stato detto più volte qual è il ruolo delle squadre agrigentine in questo importante segmento dello sport. Ma sicuramente le squadre agrigentine quest'anno si sono attrezzate per fare un buon campionato. Agragas, Favara e Sciacca sicuramente lotteranno per i vertici di questo campionato. Chi lo vincerà sicuramente si può sapere perché altre squadre fuori provincia si sono pure organizzate, come Misilmeri per esempio, so che hanno fatto una bella squadra, e altre Mazzaresi li dicono, e quindi qua a Favara posso dire che vedendo i nomi in questa presentazione sono nomi di alto livello, gente che ha vinto campionati nelle altre realtà, e quindi sicuramente il Favara si candiderà per arrivare in alto. È chiaro che è difficile, un campionato che secondo me potrebbe somigliare più a una D2, non a un campionato d'eccellenza, però è chiaro che il buon cavallo si vede a lunga corsa, e da quello che ho visto qua a Favara la dirigenza è bella combattere, il Favara sicuramente arriverà fino in fondo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.